Ad inizio mese scoppia il caso Facebook. Il titolare di una pizzeria di Jesolo, derubato, mette in rete le foto del ladro pizzicato dalle telecamere di sorveglianza. L'immagine diventa cruciale per la cattura del malvivente, ma divampano le polemiche sull'iniziativa dell'esercente. Qualche giorno dopo, sempre in Veneto orientale, la crisi spinge un piccolo imprenditore al suicidio. Ivano Polita si impicca nel capannone della sua azienda di Noventa di Piave. Da mesi non veniva pagato dai suoi clienti e non sapeva come dare lo stipendio ai dipendenti. Nuovo caso tangente a Venezia. Il 14 marzo viene arrestato dalla finanza l'architetto Marco Brancaleoni, dirigente dell'Istituto regionale Ville Venete. Avrebbe ricevuto mazzette per consigliare ai proprietari come gonfiare i rimborsi per i lavori di restauro. Il 24 ed il 25 marzo tutta Venezia si ferma per l'arrivo del nuovo patriarca, Monsignor Francesco Moraglia. Il mese si chiude con il sangue e con l'ennesima donna vittima della violenza. A Moniego di Noale, la 46enne Anna Gelai viene massacrata a coltellate e sassate dal marito in strada. L'uomo viene arrestato poco dopo.